Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggiere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggieri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Dei grappoli di Merlot perché? Perché naturalmente siamo in stagione di vendemmia. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Parleremo proprio della vendemmia, parleremo di come sta andando la produzione vitivinicola nella nostra regione, ma parleremo anche di Prosecco perché, come avete sentito, avete visto nei giornali anche quotidiani nazionali, c'è molta polemica sul termine Prosecco sì, Prosecco no, Prosecco di pianura, Prosecco di colline, insomma temi importanti per questa puntata. E proprio per questo li affrontiamo con il Presidente di Cevenezza, Paolo Quaggio. Buongiorno Presidente. Dove ci ha portato per vedere, per affrontare, per capire di più di questi problemi? Siamo nell'azienda 29, nella zona di Soppamaggiore, e quindi una zona assolutamente viticola di altissima qualità. Qui si sta vendemmiando, ma si produce anche Prosecco. Sì, sicuramente sì, si produce Prosecco, anche perché penso che il Prosecco sia un traino per quello che riguarda tutta la viticoltura, quindi perché non approfittare, diciamo, nel momento è assolutamente favorevole. Allora, noi come Presidente ci troveremo alla fine, però andiamo a sentire direttamente i produttori, ovvero Francesco Bravin e Sandro Bravin. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto la prima domanda è come sta andando la vendemmia? La vendemmia prosegue, fortunatamente il tempo ci assiste, ci sono delle belle giornate, l'uva sta maturando piano piano, per cui speriamo in bene. E come sta andando la polemica del Prosecco? Qui siamo un po' ai margini, diciamo, di questo aspetto che è molto più sentito nella zona forse collinare, però diciamo che ha il suo eco anche da queste parti. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per i titoli e poi proseguiremo proprio in questa indagine. Nonostante la richiesta sia in continua crescita, non si placano le polemiche sull'utilizzo del termine Prosecco per il vino più esportato al mondo, dalla collina alla pianura, le ragioni di chi lo cancella dalle etichette e chi invece lo difende. Uva meno 16%, ma in genere di ottima qualità, l'anticipazione di Veneto Agricoltura sostanzialmente confermata dai viticoltori alla raccolta tra i filari. A Pradi Pozzo, nel porto gruarese, l'esperienza di un'azienda che punta tutto sulla qualità. Via libera per un'unica agenzia per i pagamenti in agricoltura per Veneto e Friuli, un'intesa importante per prodotti identitari come Prosecco, Pinot Grigio e delle Venezie, Montasio e Grana Padano. I tronchi spezzati e lasciati a terra dal ciclone Vaia, trasformati in energia pulita dalle centrali dell'Emilia-Romagna, così si evitano attacchi funginei agli alberi superstiti e contemporaneamente si valorizzano gli scarti degli abbattimenti. A Ponzano Veneto compie 30 anni il Palio dei Mezzadri, sfida tra contrade nel comune dei Tre Campanili, ricordando gli antichi mestieri dei campi. Sandro, che grappoli sono? Questo è Refosco dal Peduncolo Rosso, varietà autoctona di questo territorio che ha una certa storicità e una certa importanza per la viticoltura del Veneto orientale e del Friuli. Voi avete vitigni internazionali qui? Sì, la nostra è una DOC da vitigni internazionali molto importanti come il Merlot, il Cabernet fra i rossi, Pinot Grigio, Chardonnay fra i bianchi, e coltiviamo anche vitigni autoctoni appunto come il Refosco, che rappresenta un po' la nostra viticoltura storica. Francesco, ma perché allora coltivate, avete tutte queste varietà e coltivate anche il Prosecco? È proprio una conseguenza di questo, nel senso che la presenza di tante varietà internazionali rende più difficile tipicizzare la zona di provenienza dei vini, mentre la presenza di un vino come il Prosecco, che non ritrovi in nessun'altra parte del mondo e con l'appeal che ha questo nome, consente di aprire la porta anche agli altri vini che altrimenti avrebbero una difficoltà maggiore di ingresso sul mercato, per cui per noi è importante soprattutto per questo motivo.
Ecco, però c'è la polemica da parte dei coltivatori di colline dicendo che sostanzialmente è un termine inflazionato. Allora sentiamo alcune battute proprio raccolte da Nicoletta Ristretto in collina. Io sono favorevole a togliere il termine prosecco dalle etichette per il semplice fatto che il consumatore non va ingannato. Fare chiarezza da dove arriva il vino, quindi Valdobbiadene è sinonimo di qualità nello spumante. Secondo me si va un po' a differenziarsi da quello che è un po' il mondo prosecco in genere, perché altrimenti il nostro territorio andrebbe inglobato, diciamo, in quello che è il sistema purtroppo prosecco. Chi ha voglia di farlo lo può già togliere, può già etichettare Valdobbiadene OCG, per quello che ci riguarda assolutamente rimane Valdobbiadene di OCG prosecco superiore. Beh, è indubbio che in questo momento la maggior parte delle persone chiedono ancora prosecco. Se ci riferiamo al mercato italiano, gli italiani iniziano a chiedere un prosecco di Valdobbiadene. Il termine prosecco è da Valdobbiadene. Poi sta a noi correggerli e dire che qui si parla di Valdobbiadene spumante. Francesco Bravi, ma perché per voi invece è importante tenere il nome prosecco? È importante perché sarebbe un peccato, io credo, in questo momento disperdere tutti gli sforzi che sono stati fatti per spingere e per far conoscere questo vino che in questo momento sta avendo una capacità di entrare in tanti mercati molto molto elevata. Noi qui nel nostro piccolo siamo in una zona che ha già vissuto precedentemente un'epopea di questo tipo con la perdita della denominazione del Tokai. Si sono date 3 denominazioni diverse, il TAI, il Lison, uno del DCG, l'altro GT, alla fine è un vino che sta quasi andando a spegnersi, cioè ha perso moltissimo della PIL che aveva. Quindi l'unicità di una denominazione, soprattutto con un nome forte come il Prosecco in questo momento è, secondo me è molto importante che venga mantenuto. E adesso noi ci fermiamo un attimo per le notizie e poi proseguiremo in questo tema. Via libera l'intesa tra Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia per Avepa. L'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura può estendere i propri servizi anche agli agricoltori della regione confinante. Molte aziende agricole infatti hanno unità nelle 2 regioni per filiere agroalimentari e prodotti identitari come il Prosecco, il Pinot Grigio delle Venezie, il Grana Padano e il Montasio, con aree di riferimento e progetti di sviluppo che accomunano Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche il legislatore nazionale, con il decreto di riorganizzazione di AGEA del 2018, ha previsto che organismi pagatori riconosciuti possano estendere la loro competenza su più regioni. Gli alberi delle foreste del Veneto, abbattuti nell'autunno scorso dalla furia della tempesta Vaia, si trasformeranno in energia pulita prodotta in Emilia-Romagna per far funzionare case, scuole, ospedali e fabbriche. L'Emilia-Romagna ha deciso di aiutare la Regione Veneto alle prese con le conseguenze della terribile tempesta che ha raso al suolo oltre 40.000 ettari di foreste secolari e la complicata opera di smaltimento di milioni di tronchi. Previsto il via libera perché le 2 centrali termoelettriche a biomasse di Ravenna e Finale Emilia utilizzino come combustibile il cippato di legno proveniente dalle zone venete colpite. Presentata dalla Regione la Carta Ittica, strumento di pianificazione e gestione degli stock di pesci e molluschi presenti nelle acque del Veneto. Una buona mappatura scientifica e aggiornata del patrimonio ittico esistente è la prima condizione per valutare le potenzialità produttive delle nostre acque e le possibilità di sviluppo della pesca, sia professionale sia sportivo-amatoriale. La Carta Ittica censisce gli 11 bacini idrografici del Veneto, popolati da 60 specie diverse di pesci di acqua dolce, nonché il sistema delle lagune venete. Gli obiettivi sono la salvaguardia delle specie autoctone e lo sviluppo sostenibile dell'attività di pesca. Polemiche per le devastazioni dei cinghiali. Nel Parco dei Colli Euganei, nei primi 8 mesi del 2019, gli abbattimenti superano già il totale del 2018.
Nel dettaglio, da gennaio ad agosto sono stati eliminati 1187 cinghiali a fronte dei 1169 dell'anno scorso. Il 65% dei capi sono stati catturati con i chiusini, 401 sono stati abbattuti dalle squadre dei selecontrollori, che contano un centinaio di uomini organizzati in 21 squadre, a presidio di 300 postazioni fisse dislocate nel parco. Sandro Bravin, ma allora come uscire in questa storia del Prosecco? Sicuramente la cosa migliore, come sempre, è cercare l'unione e non la divisione, quindi l'abbandono delle polemiche, delle lotte intestine sarebbe sicuramente la cosa più auspicabile, anche perché abbiamo fra le mani una denominazione, un vino la cui notorietà è ormai a livello sia nazionale che internazionale più che ben consolidata, quindi rischiare di incrinare un'immagine di un prodotto consolidato, un prodotto ormai affermato, cambiandone nome eccetera, potrebbe nascondere qualche rischio. Chiudiamo il capitolo Prosecco e cominciamo col capitolo vendemmia. Come sta andando? È una vendemmia indubbiamente molto più contenuta nei quantitativi rispetto allo scorso anno e rispetto anche all'ultima media quinquennale. I dati ufficiali di territorio parlano di circa un 16-18% di contrazione quantitativa. Sugli aspetti qualitativi c'è una variabilità un po' più generale, cioè dell'ottimo prodotto che porterà a dei risultati di trasformazione molto validi e dei prodotti grandinati con difficoltà qualitative. Bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, state con noi perché poi continueremo parlando di vendemmia ma soprattutto dei prodotti di questa azienda. Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Fadana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Vertical. Fadana Sementi. Per un prato sempre al top. Seconda parte di Agricoltura Veneta, siamo a Pradipozzo del Portogruaro nell'Ison Pro Maggiore per parlare di vendemmia. Come vedete c'è ancora l'uva sui filari, sono con Francesco e Sandro Bravin, titolare di Cantina 29, giusto? Ho detto bene, vero? Francesco, ma voi avete fatto anche delle scelte ben precise nella vostra produzione? Sì. Noi, differenziandoci un po' da quelle che sono le caratteristiche tipiche di questa zona, abbiamo deciso di lavorare su vini a breve e medio invecchiamento, quindi come usiamo dire di solito, per noi è importante lasciare al vino il proprio tempo di evoluzione. Sandro, voi avete fatto anche una scelta, ad esempio, di nominare alcuni vini in maniera particolare, mi viene in mente? Abbiamo due vini con nomi di fantasia, uno è l'Arcumbè. Arcumbè è un termine dialettale veneto arcaico non più in uso ormai da secoli, che significa arcobaleno, e dato che è un blend, un simile bordolese, cioè frutto di più vini, quindi di più colori, l'abbiamo chiamato Arcumbè. L'altro invece l'abbiamo chiamato Carantò in onore del tipo di terreno che è il Caranto, che sorge al di sotto del vigneto e ne trasferisce al vino sentori di grande mineralità. Adesso noi ci fermiamo come sempre per i consigli del giardino con Adriano Favaretto e poi andremo a vedere proprio questi vini. Il consiglio che mi permetto di darvi, visto anche le belle giornate settembrine, è di poter perdere qualche decina di minuti del vostro tempo e andare a visitare un vivaio. Questo perché se voi avete intenzione di farvi il giardino nuovo o rimpinguare il giardino mettendo qualche altro arbusto da fiore o il vostro terrazzo, fate ancora in tempo di vedere le piante fine fioritura estiva, ma almeno scegliete il colore. In questo caso alle mie spalle vedete c'ho una bella olea fragrance, è un cespuglio sempreverde, fioritura in questo caso arancione, ma potrebbe esserci bianca anche, ma di un profumo intenso. Certamente in primavera questo profumo non lo sentite, ecco, quindi approfittatene, come dicasi per l'oleandro che è ancora in fiore, quindi scegliete il colore, le rose, gli hibiscus e via dicendo. Siete sicuri di aver portato a casa quello che a voi piaceva. Arcumbè,
40, ho detto giusto con gli accenti? Perfettamente. Santo Valori sono quelli che vi danno maggiore soddisfazione? Assolutamente sì, sono i 2 vini rossi che noi facciamo, di cui uno, questo è l'Arcumbè, è forse quello che ci identifica maggiormente, quello che consideriamo un vino nostro. Senta, però io ho notato che voi mettete vendemmia e imbottigliamento, lo mettete proprio davanti, perché? È una scelta che abbiamo fatto, una scelta estremamente importante secondo noi. Indichiamo in etichetta frontale qual è la data di vendemmia e la data di imbottigliamento, questo per dimostrare effettivamente che sono vini che hanno una storia, un percorso alle spalle. La nostra è una produzione assolutamente artigianale, molto limitata, abbiamo un numero di bottiglie estremamente contenuto e cerchiamo di curare i vini in questo modo, lasciando al vino i tempi naturali di evoluzione. E proprio perché parliamo di tempo, in questo caso meteorologico, la linea va al nostro Giancarlo Iannicelli per le previsioni della settimana. Prosegue l'azione dell'anticiclone delle Azzorre che ci sta assicurando un autunno veramente piacevole, non con temperature nella norma e cielo quasi in prevalenza sereno. È un anticiclone che ci ha garantito ancora per questo fine settimana, per domani ci garantirà il non passaggio a sistemi perturbati, quindi tempo stabile, di cielo quasi sereno, tolto una velatura nelle prime ore del mattino. Proprio da lunedì l'anticiclone cederà le armi temporaneamente, quindi ne approfitteranno delle correnti instabili dal nord Europa, questo provocherà un aumento della copertura e qualche precipitazione, non saranno precipitazioni abbondanti, anzi piuttosto deboli, anche se diffuse un po' su tutto il territorio, sia in pianura che sui rilievi. Interesseranno la giornata del lunedì anche se a carattere intermittente, martedì mattina ancora un po' di instabilità e poi ci aspetta ancora una settimana all'insegna del tempo stabile, un bel autunno per tutte quelle attività favorevoli, insomma un tempo favorevole a tutte quelle attività tipiche nell'agricoltura di primo autunno. I venti saranno deboli in direzione variabile, le temperature hanno subito un calo nei valori minimi proprio in queste ore, poi riguadagneranno, quindi saranno stabili intorno a 12-13 gradi in pianura, 14 gradi. I valori massimi dai 21-22 gradi nelle prossime ore fino ad arrivare a 24-25 gradi poi nel corso della settimana. L'Alto Adriatico sarà quasi sempre poco mosso. È tutto. 2 bottiglie di rosso, una di prosecco che non può mancare. Il futuro secondo voi è dei bianchi o dei rossi? Il futuro è sempre difficile da definire, però credo che per quanto riguarda il vino non ci sia un futuro che va in una direzione. Il vino è anche moda, è consumo, è abitudine, ma è anche cambiamento, per cui è abbastanza costante e naturale che ci siano dei flussi di andata e di ritorno. In questo momento sono i bianchi probabilmente in auge grazie anche all'ondata di interesse del Prosecco, anzi forse soprattutto per quello. Adesso si stanno reimpiantando molti impianti di rossi, per cui il futuro sarà dei rossi, ma per quanto? Allora il futuro secondo lei è sulla quantità o sulla qualità? Assolutamente sulla qualità. Si va verso una contrazione dei consumi che è graduale. Negli ultimi 50 anni anche a livello nazionale il consumo pro capite sta diminuendo e stanno aumentando di molto le vendite delle bottiglie di qualità. Quindi il consumatore ha aperto gli occhi. Allora, proprio perché parliamo di qualità, adesso noi ci facciamo un brindisi con un vino di ottima qualità e andiamo a Ponzano. Perché? Perché a Ponzano c'è stato un palio che ricorda l'agricoltura come era una volta. Finita così la 30ª edizione del Palio dei Mezzadri di Ponzano Veneto, una competizione che coinvolge tutte le contrade del paese trevigiano dai 3 campanili. Il Palio è l'unica attività ed è l'unico momento in cui tutte le contrade, i 3 paesi, i 3 campanili si trovano insieme in un'unica piazza. La festa, che si ripete ogni anno a settembre, oltre a unire le diverse anime della comunità, vuole soprattutto ricordare le profonde e secolari radici contadine di queste famiglie. Quelle che erano i nostri lavori, che poi sono diventati tradizioni. Quindi il tiro alla fune che si giocava ai Mezzadri nel 1600-700, quando questi poveretti facevano festa una volta all'anno. Il carro che serviva a trasportare tutto trainato dai buoi, in questo caso i buoi sono gli atleti, e poi c'erano 2 giochi che a cui noi teniamo molto,
legati all'allevamento del bacco da seta, il Cavalier e i Moreri, cioè il gesso, perché l'80% delle famiglie contadine hanno potuto mandare i figli a scuola, comprare qualche bue o mucca o fare qualche investimento perché avevano i Cavalieri e quindi il bacco da seta che gli dava un grande redditività. Una festa che oggi vede il coinvolgimento in particolare dei bambini, perché dal gioco si impara davvero tanto, anche il rispetto per la fatica del passato. Importanti i bambini ricordare da dove noi veniamo, perché è la nostra storia, la nostra vita, la nostra cultura. Si spiegano così gli sforzi di questi giovani a spingere quello che potrebbe sembrare un attrezzo fuori tempo e il fatto che inizino ad allenarsi sin da aprile per giocarsi tutto in pochi minuti e vederli correre incitati da tutto il paese fa tornare in mente la ruralità di alcuni dipinti dove la fatica per quello stesso carro ma carico del lavoro nei campi non vedeva differenza ma solo rispetto tra uomini e bestie, come tra questo giovane e il suo falco. Sindaco il palio perché la contrada del Baruchella ha appunto la sua bandiera il falco, sarebbe un nibbio. Io non ho il nibbio, però conta il simbolo. E forse sta proprio qui l'essenza di questa festa, un gonfalone per la contrada che ha raccolto più punti, anche se a Ponzano da 30 anni vincono tutti coloro che in un carro ricordano chi eravamo. E per le conclusioni non potevamo che andare in un'azienda dove in questo momento stanno proprio vendemmiando il prosecco, vedete sono nel reparto di pigiatura. Sono con Aurelio Bellia, che è titolare dell'azienda, buongiorno, grazie per averci accolto. Senta, intanto prima domanda come sta andando l'annata e l'annata del prosecco? Sì, allora l'annata era cominciata col mese di maggio un po' critica per il tempo che non ci ha dato una mano, poi però ha cominciato a far bel tempo, qualche pioggia giusta e quindi la vendemmia adesso sta andando molto bene perché il tempo è stato clemente. Però questa sarebbe una zona diciamo più da Lison, dall'ex Tokai, perché avete scelto di fare prosecco? Appena abbiamo avuto la possibilità di mettere giù il prosecco l'abbiamo fatto immediatamente anche perché siamo un'azienda piccola però siamo molto attenti a cosa chiede il mercato. Per voi quanto importante è il termine prosecco? Allora è importantissima perché oggi con il prosecco riesci ad entrare in qualsiasi mercato perché praticamente hai le porte aperte, poi con la scusa del prosecco facciamo assaggiare anche gli altri vini che dopo quando si accorgono la bontà degli altri vini oltre al prosecco comprano anche gli altri vini. E come sempre l'ultima parola al presidente Paolo Quaggio di CEA Venezia, con dietro le cisterne che si stanno caricando della nuova annata di prosecco. Allora, qual è il messaggio che deve essere dato al mondo dei prosecchisti? Ma io credo che per tanti anni il prosecco è stato un vino praticamente inesistente, piano piano si è fatto un nome a tutti i livelli e adesso ha raggiunto un livello sicuramente superiore che non dobbiamo assolutamente perdere, per cui anche il consorzio di OCG secondo me dovrebbe apprezzare il fatto che il prosecco nel mondo è il prosecco. Vendemmia anche quest'anno leggermente in calo, una vendemmia che però potrebbe, anzi dà sicuramente maggiore qualità. Che cosa significa per la nostra agricoltura? In agricoltura almeno, ma in qualsiasi altro settore la qualità paga sempre. Grazie al Presidente Paolo Quaggio, si conclude qui la puntata di Agricoltura Veneta, l'ultima parola come sempre agli attrezzi storici e ai nostri proverbi, Aldo Cescon, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Buongiorno signori, se passate ferie, saluti a tutti. Di qua voglio parlare della scuola. Una volta noi andavamo a scuola e avevamo a Sacchetta. A Sacchetta era fatta come a federa di un cuscino, al posto il passava un spavo dove c'erano le busette di bottoni e dentro mettevamo il canotto, i due quaderni, il sussidiario e il libro di lettura. Cioè dopo con il più grande mi aveva comprato la cartella, questa è ancora originale perché questa qua bastava accusela e andava sempre bene. Poi va a dire che mio nonno che ha fatto a prima, a seconda e a terza, e che ha messo 6 anni però, 2 anni e prima, 2 anni e seconda, 2 anni e terza. Un anno che insegna lesa, un anno che insegna scriva e che altro anno che insegna a fare i conti. E io pian pianito da tutto a te sono diventato un uomo, perché quando aveva 20 anni si faceva una famiglia. Cioè in qua che vede che robe che non va, in qua c'ho zaini filmai, prima elementare di che robe che costa skei, pieni di libri va a scuola. E dopo
di sti anni qua, è una roba che una volta noi non avevamo, è il diario. Cioè, sì, senza diario siamo morti, non sappi cosa che da fare. Invece una volta il diario era questo, quando te avevi smettere qualcosa, ti arrivava una gnocca con un soccolo, te avevi imparato tutto, che bisognava ricordarsi le robe. E adesso poi ti fa 5 anni di prima, 3 anni di medie, 5 anni di superiori, dopo va all'università e fanno di più anni, va esami, perché ogni tanto viene a ripetere uno perché se non mai. E quando chi si laurea, chi si uomini e femmine di età, ma se deve cari via il computer e il telefono, vi diventa un poco da te. Mio nonno mi diceva sempre, Ceo svegliate, perché sennò te resti in Dio come a cuore del porcel. E questo è quello che voglio dire ai ori, chi si sveglia e chi si scatene. Ecco questo vi saluto, e che Dio vi manda buona, ma che non rabbia il diario. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.